perché chiaramente parlando con De Laurentiis forse lui ha visto il potenziale di costruire una società che non ha, come hai detto tu, il blasone che hanno al momento quelle del nord, perché io continuo a dire che al momento non c'è quella tipologia di blasone, ma io posso dire che si sta creando, nel senso che lo stiamo comunque costruendo. Cioè da 20 anni a questa parte stiamo crescendo anno dopo anno, infatti prima dicevo anche il brand Napoli, no, a livello economico è passato da 31 milioni a oltre 1 miliardo Cioè, come ma valore. infatti anche lo stesso De Quindi, Laurentiis l'ha detto, scusami se ti ho interrotto, no, no, volevo dire figurati. anche lo stesso De Laurentiis ieri durante l'intervista comunque ha detto che al suo arrivo 20 anni fa a Napoli incontrò 3 ragazzini che uno aveva la maglietta della Juve, uno dell'Inter, uno del Milan. Oggi diciamo quelli della generazione 2000 in poi Tifano Napoli. tifano Napoli, perché lui ha creato fortunatamente di nuovo il senso di appartenenza per una squadra che prima del suo arrivo, dopo Maradona, Era perso. era zero. Era assolutamente, assolutamente. Perciò dico, concludendo il pensiero di prima,